Avete presente quando su YouTube sentite questo video? Non volevo farlo. Ecco, sono praticamente in questa situazione. Questo è un video che non avrei mai voluto fare, è un video diverso da quelli che faccio di solito, è un argomento totalmente inedito su questo canale e sono sicuro che non lo guarderanno neanche in tanti perché non è un argomento che può interessare a tutti. Però sentivo il bisogno di fare questo video, avevo bisogno di condividere queste parole e quindi il mio canale attuale è questo e ho deciso di caricarlo lo stesso. Comunque sono parole che vengono direttamente dal cuore e capirete perché. È ufficiale, ma Marek Hamsik andrà in Cina lasciando dopo 12 anni Napoli. Però voi dite vabbè, un calciatore che va via è normale. No, non è normale, perché per i tifosi del Napoli Marek Hamsik è praticamente non solo il capitano ma l'ultima bandiera del Napoli. Prima di Marek Hamsik è rimasto praticamente solo Maradona. Ha scritto delle righe appunto per salutare in modo più adeguato il capitano del Napoli, perché comunque per chi segue il calcio il suo addio alla squadra è stato molto silenzioso. C'è stato un fulmine a ciel sereno, partita tranquillissima Napoli-Sampdoria, sostituzione di Hamsik, batte la mano sul petto e dopo la partita dà l'annuncio che si sarebbe trasferito in Cina. Da lì il putiferio, c'è chi lo chiamava mercenario, chi dice che va in Cina per i soldi. Ragazzi, stiamo parlando di Hamsik. Comunque non perdiamo altro tempo. Ciao capitano, ti scrivo questa lettera come ultimo saluto. Che dire, in queste situazioni è sempre difficile parlare. È difficile perché questa notizia fa male. Fa male anche sentire la gente che dice che vai via per soldi. Come possono dire questo di te? Tu che sei e sempre sarai la bandiera di Napoli. Tu che da straniero hai deciso di diventare napoletano, in tutto e per tutto. Ammetto che mi sarebbe piaciuto molto vederti finire qui la tua carriera. Finirla qui in questa città che ti appartiene e che porterai sempre nel cuore. Però rispetto la tua scelta, anche se fa male. Quest'estate già si parlava di un tuo addio, ma io non ci credevo. Pensavo il capitano non ci lascerà mai. E invece ignoravo quello che pensavi. Sarà alla ricerca di nuovi stimoli, io non lo so. Addirittura qualcuno dice che vai via perché ti senti troppo vecchio per il gioco del Napoli. Non credo. Io non so quale sia il reale motivo, ma sono sicuro che ci sia una spiegazione. E di certo non sono i 9 milioni che ti fanno cambiare idea. Non può essere solo una questione di soldi. In fondo non te ne è mai importato niente del denaro. Al top della carriera hai rifiutato Milan, Juve e anche squadre della Premier League. E questo fa di te l'ultima bandiera di Napoli. Ti ricorderemo sempre per la tua realtà, il tuo attaccamento alla maglia, per il tuo essere diventato napoletano, per i tuoi record. Ti ricorderemo per quella cresta che spiccava in mezzo al campo, per il gol alla Juve in finale di Coppa Italia. Ti ricorderemo per questi 12 anni passati insieme, tra gioie e dolori. Mi sarebbe piaciuto almeno vederti alzare la Coppa dell'Europa League prima di salutarti. E appunto mi sarebbe soprattutto piaciuto darti un degno saluto. Ma tu sei sempre stato un ragazzo riservato e durante una partita tranquilla sei stato il nostro fulmine al ciel sereno. Ho aspettato tanto a fare questo video, siccome speravo in un ripensamento o magari in un miracolo di San Gennaro che pur di farti restare era pronto a squagliare il sangue. Squagliare non so che non è italiano, però a Napoli si dice così, il miracolo di San Gennaro squaglia il sangue, scioglie sarebbe in italiano.
Che altro dire, Marek? Grazie di tutto e buona fortuna, capitano. Ah, PS. Mi raccomando, prima di partire, farti la scorta di pizze, mozzarella, mare, sole e tutte le bellezze di questa città. Perché la Cina non è Napoli e va a finire che dopo ti fanno mangiare solo riso, finale, un po' per sdrammatizzare, però c'è poco da ridere. Detto questo io vi saluto, ciao aiuto.